Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati al canale, bentornati a voi, bentornato a me. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Allora, altra diretta dedicata a Elite Dangerous Horizon Beyond Fleet Carriers Update Beta 2. Mamma mia, mi toglie anche il fiato solo elencare tutti i nomi e tutta, che rappresentano un po' la storia di questo gioco nei suoi stessi titoli. E cosa dire? Cosa dire? Allora, in teoria oggi dovremmo riuscire a comprare la nave perché in quanto ha detto Frontier, in teoria le navi oggi, dopo la prima settimana di beta, e se non ho sbagliato i conti, siamo già nella seconda settimana di beta, a questo punto le navi dovrebbero costare solo 1 milione, quindi in teoria anche noi comuni mortali dovremmo riuscire a provarle. Quindi andiamo subito a vedere se così è. Vado in solo play ovviamente per evitare problematicità di intrusioni di altri giocatori. Could not go the matchmaking server code MAUVA. Beh, cominciamo bene. Cominciamo bene. Cominciamo bene. Ah, pressoché turret. Vabbè, direi che ottima cosa. Ottima cosa. Proviamo un private group, entro nel mio private group, è rimasto là fermo da una vita. Connect to private group session, vediamo se in private group qualcosa cambia. No, Mauve Adder. Error code Mauve Adder. Allora, giusto per dire, qui sto riloggando dopo che ho sloggato la volta scorsa, quindi non ho fatto assolutamente nessun altro test, nessun altro login nel frattempo. Proviamo l'open, vediamo se in open funziona. No, Mauve Adder anche in questo caso. Allora io mi sposto un attimo su una pagina web e cerco qualche informazione aggiuntiva di questa cosa. Allora un attimo perché devo anche spostare due configurazioni che grazie a questo errore sono saltate. Ok, allora vediamo. Elite Dangerous Mauve Other error. Vediamo cosa dicono. Frontier Help on Twitter indicates that. Quindi vediamo cosa dicono su Twitter. Indica che il no, ah, dicono che sia un problema di rete e che il gioco non riesce a piazzarci nell'istanza da poter giocare e quindi problemi di rete? Da quando? Che ok, niente? Niente, quindi niente. Allora, rilancio un attimo il gioco, datemi un mezzo secondo e vediamo se riusciamo a far partire sta cosa. Vediamo se riusciamo a farlo partire. Ok. Ok, allora per la cronaca adesso si è reso conto che sono uscito. Ok, rilancio tutto il launcher, quindi rilanciamo tutto il launcher. Non vorrei dover fare un fix dei dati di gioco perché sennò questa diretta viene a terminare qui e boh, riprenderemo in un altro momento. Eventualmente poi boh, vedremo se parte, se non parte o quello che sia. Comunque, sto rilanciando il gioco in questo preciso momento istante, vediamo se si decide a partire. Ok, allora, vediamolo subito. Ah, che fatica ragazzi, che fatica, che fatica, che fatica, davvero, è una cosa incredibile che ha più dell'incredibile che di altre cose. Ancora questa storia di preparing shaders e bla bla bla. Attendiamo un attimo la generazione, che li ha già generati perché devi rigenerarli. Boh. Ok, preparing planet generation system. Warming phase. Vabbè, attendiamo. 24 e da qui non ci muoviamo. Dipende dal your graphic card capabilities. Direi che scheda video che ho attualmente in uso
sia discretamente potente, essendo essa un RTX 2060 della Gigabyte, come mi chiedevano anche in una diretta, nel podcast di una diretta precedente, relativo a Star Citizen. Però comunque riproviamoci, incrociamo le dita delle mani e delle piedi. No, move other, press ok to return to the main menu. Pazzesco, pazzesco, follia, follia, pazzesco, follia. Non riusciamo ad entrare in nessun... sfrutto il canale di Alfetto. Niente. Tra l'altro ho notato che ho registrato ancora una private session da cui voglio assolutamente uscirne, e lo farò anche in un prossimo futuro momento. Niente ragazzi, niente, basta. Proprio il gioco conferma che non ce n'è, non ce n'è. In open non si entra, in solo non si entra, e non capisco il perché e il per come, e quindi niente. Come prima, vediamo un attimo come fissare questo errore. Apriamo un attimo di nuovo l'ennesima pagina web, quindi di nuovo Elite Dangerous, mauve other error, vediamo che su Reddit cosa dicono, tra l'altro, dopo il coso qui, I agree vabbè, qui non hanno detto praticamente nient'altro. C'è gente che si dice che ovviamente non ha mai avuto problemi, e cominciano a... No, non voglio le notifiche, mamma mia, cosa hanno inventato le notifiche da pagina web? Allora, sto cercando di capire questo Mauve Other Error, e vediamo cosa dicono anche qua su Reddit. There is further unfortunately at this time we don't really know much. Login support ticket. Ah, quindi devo aprire un support ticket per capire perché non riesco ad entrare dentro una beta dove Frontier ha dichiarato che non vede l'ora di avere i nostri feedback su tutto il discorso Fleet Carrier. Just renaming all the errors, ok, no, vabbè, qui c'è chi si domanda se qualcuno, se Frontier non abbia rinominato i vecchi errori. Vediamo cosa dicono qui ancora. C'è gente che contatta Frontier e non ha nessuna risposta a riguardo. E c'è gente che riporta questo errore facendo cose strane, getting really sick at these mauve other errors. Quindi è la gente che sta cominciando, cioè i server che stanno esplodendo per quei 4 giocatori che ha Elite. Gente addirittura che lo esperienzia dentro il gioco. Questo giocatore su forum di Steam dice they happen at least 3 times an hour, succedono almeno 3 volte all'ora, e il mio internet è buono, quindi la scatoletta con la lucetta rossa sopra è buona. I was 10 seconds away from cracking an asteroid core when I triggered the tornado. Ok, questo stava sminando ed è stato slogato nel faro. Ovviamente sappiamo che la gente sta cercando in ogni modo di ottimizzare il suo money farming, quindi la sua money farming, dai, il suo cucuzzaro all'interno del gioco, e se il gioco continua a disconnetterti non è bello. Io ci riprovo ragazzi, mi sa che qua più di riprovare a raffica in tutte le istanze, tutti i canali, in tutte le modalità non si possa proprio fare, e quindi direi proprio bel lavoro Frontier. Davvero davvero un ottimo lavoro. Ovviamente sono sarcastico, perché ovviamente sono starcastico. Bella questa, sono sarcastico. Connect to a private group, vediamo di nuovo se riusciamo a entrare in una sessione in private group. No, assolutamente. Forse c'è un po' di gente che sta provando questa cosa, o forse Elite non vuole farci entrare, o i loro server, boh.
Vi dico, ho dovuto fare un update prima e forse combinato qualche cosa non corretta e quindi questo è quanto. 10 minuti di diretta stasera? Che dite? 10 minuti di diretta e chiudiamo qui? Pazzesco. Vediamo se Training Simulation. Come vedete li ho fatti tutti. Facciamo un basic flight, vediamo se il tutorial riesce a partire. Perché in teoria dovrebbe avere una connessione minima al server anche questo, o no? Sidewinder. Anybody in there? Hey, pilot, do you read me? You look like you got yourself in Un a fix. Diamond Back Explorer, Your quello. ship's so dead in the Un water, I Diamond almost Back mistook it for one of these Scout. Non lo asteroids. so, comunque un Let me Diamond launch di a repair qualcosa. drone, see if I can't get that crate back online. Lucky I showed up when I did. You wouldn't last long out here in your current predicament. Sì, ok. Siete noiosi anche nel fare i tutorial. E... Okay, your power's back up and running. Some control systems are still offline, but you should have basic drive functionality now. You might want to check that your throttle's still working. Go ahead and set your throttle, Commander. Well, that's a result. We might just get this rust bucket space-worthy. Drone repair sequence is still running on your ship. You're lucky I had these things. They're not what you'd class as standard equipment. Sì, Your vabbè. attitude control should now be Ok. active. See if you can E take posso your uscire ship da up sta and down. cosa? Give it a go. Sì, ok, grazie a Dio. Ok, allora, riproviamoci. Niente, Mauve Other Error di nuovo. Quindi vuol dire che proprio il gioco non ne vuole sapere, non ne vuole sapere. Pazzesco ragazzi, io sono basito dallo stato disastroso di questo coso, perché non saprei neanche più come definirlo in altro modo. E vorrei veramente riuscire a farvi vedere qualcosa, ve lo dico sinceramente con la più grande sincerità, e vorrei anche poter avere qualche contenuto bello da farvi vedere, perché è un gioco che io ho adorato per veramente una grossa fetta della mia vita videoludica e devo essere sincero, sono completamente frustrato e a questo punto non mi arrabbio neanche, sono veramente demolito, diciamo, dal comportamento di Frontier nei confronti di un nome che è Elite. Per chi non lo sapesse, Elite è un nome enorme all'interno dei giochi spaziali, fu uno dei primissimi gioconi di spazio esplorativo quando ancora i pianeti erano dei cerchi e le navi erano delle linee disegnate all'interno del modulo del monitor, ok? Quindi quando si giocava ad Asteroid c'era anche la prima versione di Elite, per carità, cerchi e linee assolutamente per l'epoca, ma ha fatto la storia, dopo si è portato avanti, ha fatto altre cose, eccetera, eccetera. Frontier sta distruggendo veramente, veramente tutto. Io continuo a non aver parole a riguardo, non riesco ad entrare, quindi che dire ragazzi? Pazzesco. Pazzesco, 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 pazzesco. Pazzesco. Farò qualche altro tentativo così in diretta. Avevo guardato qualcosina del discorso delle fleet carriers e devo dire che più guardo questo contenuto, più mi rendo conto che sia ora di mettere sullo scaffale questo gioco. Abbiate pietà, ma proprio non ce la faccio a sopportarlo più. Non sopporto più Frontier, non sopporto più i loro comportamenti, non sopporto più queste cose. Guardate un attimo anche la gestione della fleet carrier. Scusate, stiamo giocando a un gioco dove io piloto una nave o sto giocando uno Space Tycoon? Perché sembra che stia diventando il theme park spaziale dei titoli spaziali. Perdonatemi un attimo le parole un po' così, ma sinceramente allo status attuale no. Perché giocare? Perché giocare alla fine? L'end content del gioco è ridicolo. È ridicolo, assolutamente, non ci sono altre parole per descriverlo. Per carità, a chi può piacere, io parlo sempre personalmente per quello che riguarda me, ma credo che a questo punto sia opportuno
pigiare il tasto exit e praticamente andare a chiudere il discorso Elite Dangerous Horizon. Ultima chance, come da titolo, Frontier, complimenti, hai perso un altro giocatore. Allora ragazzi, vado a chiudere qui, scusate, sono riuscito a fare un nuovo record per la cortezza della diretta grazie appunto a Frontier, che non solo si dimostra altamente inaffidabile, per carità gli errori di rete possono capitare a tutti, di qua e di là, di su e di giù, ma comunicatelo, ok? C'è un general discussion, vediamo qui Steam Community, vedete, non c'è una pagina ufficiale, non trovo neanche una pagina ufficiale, anche la pagina Twitter, dove spieghino questo errore, ti dicono magari ragazzi scusate, ok? E torneremo fra un'oretta, abbiate pazienza, sistemiamo una cosa. È comprensibile questa cosa, tutti coloro che gestiscono i giochi online lo stanno facendo. Vediamo Down Detector cosa dice, abbiamo qua addirittura 4 report su Elite Danger, Live Outage Map, sì, come se funzionasse Down Detector, però vabbè, per carità anche loro funzionano sui report e le segnalazioni. Qualche report anche dall'Italia, Francia e Londra, un sacco di report, ma quello dipende solo dai giocatori che fanno i report, non da altre cose. Issue details, issue tracker, frontier store, vediamo cosa dicono. Error code, Blackadder when core hunting, no, assolutamente non è quello che stavo cercando, non è assolutamente ma error code, SourceForge, addirittura su SourceForge c'è una info su questa cosa, we value your privacy, vabbè, ok. Vabbè, qui c'è tutta una serie di log addirittura presi dai log del gioco, cose un po' più tecniche che portano via tempo e concentrazione. Dai, facciamo un ultimo tentativo, ragazzi. Io ci provo sempre con questo gioco, spero sempre che diventi un bel gioco e tutto il resto, però a mio avviso devo purtroppo mettermi il cuore in pace e rendermi conto che ormai Elite è un gioco morto, è un gioco morto. Gli sviluppatori non riescono a stare al passo con i giocatori, non riescono a costruire delle meccaniche per consentire a dei nuovi giocatori di, non dico neanche mettersi al passo con i giocatori di vecchia data perché è altamente impossibile, ovviamente, ma non gli danno neanche la possibilità di poter magari raggiungere qualche bell'obiettivo all'interno del gioco. Quindi sì, un attimo la colonna sonora. Eccoci qua. Godlike Gaming Ita ci saluta, buongiorno e benvenuti. Sto per chiudere già la diretta, chiedo scusa per questa mini diretta, purtroppo non dipende da me. Ah sì, tra l'altro, ecco qui vi faccio vedere da cosa dipende. Stavo già per chiudere concludendo con alcune mie considerazioni personali. Questo gioco è morto, dicevo prima, perché? Perché alla fine non è in grado di fornire intanto contenuti divertenti per noi streamer e per tutti gli youtuber che sono costretti davvero a fare i salti mortali per riuscire a far vedere qualcosa all'interno dei propri canali, e in secundis tutti gli endgame content, i Targoid sono stati completamente abbandonati, non si sa più che senso abbiano neanche all'interno del gioco, i Guardian anche loro non si sa più cosa c'entrano poi col mondo di Elite digitale. So che c'è una letteratura molto estesa su questo argomento, ma io mi riferisco al gioco. Comunque, e quindi quei contenuti lì non si sa bene come vogliono portarli avanti. Adesso ci sono queste fleet carriers che è da tipo 2-3 mesi che cerchiamo di provare, e quello che troviamo adesso è il connection error, quindi non riusciamo ad entrare in nessun modo all'interno del gioco, né in solo play, né all'interno di un private group, né all'interno dell'open play. È da 5-10 minuti che sto provando ad entrare, ma assolutamente non si entra, e non penso sia un problema di numero di
di giocatori, assolutamente. O forse potrebbe anche esserlo, non lo so sinceramente, non ho trovato nessuna informazione online a riguardo e quindi basta, altro da tentare, da testare all'interno di questo gioco non c'è. Ultima chance completamente bruciata da Elite. Per quanto riguarda me, questo gioco finirà sullo scaffale, dedicherò il mio tempo e le mie esplorazioni spaziali a un gioco decisamente più divertente allo status attuale, anche se ancora in alfa con tutti i suoi bug, e sappiamo di chi sto parlando. Ovviamente sto parlando di Star Citizen, che andrà a sostituire questo rottame di gioco nelle dirette, quelle dedicate ai giochi spazio. Perché? Perché sinceramente, come dicevo prima, sono stanco, ho visto tutti gli endgame content che hanno fatto all'interno di questo gioco e sinceramente ritengo tutto il trattamento e tutto il progresso che sta facendo Frontier un insulto a tutti i giocatori che hanno dedicato così tante ore a questo gioco. E detto questo, ragazzi, io ringrazio chi ha seguito appunto la diretta. Nuovo record di brevità delle dirette grazie a Frontier, e tutto grazie a questo Mawave Other Error, eccetera eccetera. Se riuscirò a provare qualcosa farò magari dei video, ecco, piuttosto che non delle dirette, magari ogni tanto ne sparerò qualche piccolo video lì, ma le dirette di Elite vanno a morire qui e oggi. E bene, altro da dire non ne ho. Sappiate che le fleet carrier vi costeranno sempre 5 miliardi quando andrete a comprarle, che se usciranno sulla versione finale del gioco, e hanno dei costi di mantenimento più bassi, bla bla bla, e praticamente da pilotare una nave vi troverete a dover gestire una banca praticamente, e non so quanto possa essere divertente questa cosa all'interno di Elite. Non hanno mai sistemato tutto il discorso delle carriere, quindi se siete un cacciatore di taglie, se siete un minatore, se siete un criminale, se siete un contrabbandiere o cose, quelle cose lì sono ormai marginali all'interno del gioco. Alla fine si tratta solo di entrare, prendere un Diamondback Explorer, portare un po' di passeggeri, iniziare a fare la nave da mining, cominciare a sminare come degli assassini, e all'interno di un mese, 2 mesi, cominciare a fare i primi miliardi sminando come se non ci fosse un domani, e a quel punto cominciare a comprare le navi e sbloccare gli ingegneri e sbloccare altre cose, eccetera eccetera, per un green, per una il tutto per un enorme grind fest in stile MMO coreano, e basta. Poi ovviamente se l'ambientazione vi piace, se pilotare le navi vi piace, cosa dire, è personale la cosa. Sinceramente l'avionica è molto bella all'interno di questo gioco, su cui non ci piove, ma tutto il resto secondo me è una nave che sta affondando, e gli stessi armatori della nave stanno praticando dei fori e delle voragini sullo scafo, espansione dopo espansione. Spero che correggano la rotta e comincino veramente a fare qualcosa per rendere questo gioco giocabile finalmente anche per i nuovi giocatori, per i giocatori che non hanno da spendere la loro vita dentro questo gioco per fare una ingegnerizzazione, soprattutto sulle navi grandi, come abbiamo visto in passato quanto tempo richiede l'ingegnerizzazione di una nave large. E detto questo, vabbè, ragazzi, vado a chiudere. 23 minuti di tentativi di solo login. Non ci siamo. Frontier, devi veramente darti una svegliata. Perché? Perché Star Citizen sta arrivando, e la versione 4, l'Alpha 4, sarà una bomba atomica, dopo la versione 3.9 con il nuovo jail system che, udite, andremo a provare a questo punto con una bella diretta straordinaria tra poco. Domani non ce la farò perché ho degli impegni, e vediamo se venerdì riuscirò a fare una bella diretta straordinaria in cui vado a farmi arrestare in Star Citizen, andiamo a vedere anche le prigioni del verse di Star Citizen. Detto questo, ringrazio tutti coloro che hanno seguito la diretta, ringrazio tutti coloro che vedranno il video risultante da questa mini diretta disastrosa grazie a Frontier che non ci lascia accedere al gioco, e quindi niente, basta, sapete che sono terribile nei saluti finali, quindi vi saluto tutti quanti calorosamente e come sempre con il mio ormai consueto transmission out.